Una vita breve, troppo, solo 10 giorni, poi è sopraggiunta la morte, una tragedia, quella avvenuta all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove un neonato è deceduto apparentemente senza una benché minima spiegazione. Un caso sul quale la procura di Agrigento ha deciso di accendere i riflettori, aprendo un'inchiesta per il momento ancora contro ignoti. Già acquisite le cartelle cliniche da parte dei poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento per identificare i medici che in quei 10 giorni hanno seguito nel suo breve percorso di vita il bambino, che era venuto alla luce il 29 marzo scorso nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Giovanni di Dio. Stando alle dichiarazioni dei due genitori residenti in un comune fuori Agrigento, la gravidanza era stata tranquilla e anche dopo la nascita il piccolo non avrebbe accusato particolari problemi. Era stato ricoverato nell'unità di terapia intensiva neonatale dove ha vissuto sino al 7 aprile, quando il suo piccolo cuore ha smesso inspiegabilmente di battere. Ai genitori non è arrivata nessuna spiegazione plausibile per giustificare la causa del decesso. Dopo alcune ore dalla morte, due ancora devastati dal dolore si sono recati al posto di polizia del nosocomio di Contrada Consolida per sporgere denunce, facendo così scattare l'inchiesta dalla magistratura. Il sostituto procuratore ha subito disposto l'autopsia che sarà eseguita tra oggi e domani all'obitorio del presidio ospedaliero. Come avviene di consuetudine in questi casi, si ipotizza il reato di omicidio colposo. Cosa è avvenuto al piccolo sarà l'esito dell'esame autoptico a stabilirlo, anche se per avere tutte le risposte sarà necessario attendere diverse settimane. I genitori vogliono conoscere la verità, anche perché, come detto, la gravidanza non ha mostrato alcun segno di malessere del feto. Ecco perché tutte le ipotesi attualmente sono al vaglio degli inquirenti, che parlano di inchiesta dovuta. Forse sarebbe subentrato un evento spontaneo raro oppure di natura traumatica, ma potrebbe anche trattarsi di un caso di malasanità. L'esito dell'autopsia darà la risposta.